Ciao a tutti, io sono Barbara della Polperia di Padova e oggi vi cucinerò una buona parmigiana. Iniziamo, vi faccio vedere gli ingredienti che servono per la mia parmigiana. Innanzitutto iniziamo con l'olio per friggere, la melanzana, io ovviamente ho preso quella ovale, della cipolla che mi servirà per mettere con la passata che io ho già fatto precedentemente, ho fatto rosolare una cipolla con spicchio d'aglio, anche dell'aglio, e fatto andare per una mezz'oretta. Allora, poi cosa ci serve? Una buona mozzarella, del grana padano, ecco qua la mia mozzarella che abbiamo già tagliato a pezzettini, della farina per dopo impanare le nostre melanzane, del sale, del pepe. Penso di avere detto tutto. Allora, la prima cosa da fare, io l'ho già fatta in precedenza, vi faccio vedere. Ho tagliato le melanzane, io le ho tagliate con la fetatrice, dopo a voi la scelta se volete tagliarlo col coltello o cosa. Ci ho messo del sale grosso per fare fuoriuscire l'acqua sua che la rende amarognola. Adesso che sono passati 40-45 minuti da quando le ho fatte, le vado a lavare per togliere tutto il sale e poi le metto su un panno ad asciugare bene e le andremo a friggere. Adesso infariniamo la nostra melanzana, andiamo a friggere le nostre melanzane per un paio di minuti. Bene, adesso ho finito di friggere le mie melanzane e adesso inizio a comporre la nostra parmigiana. Diamo la nostra passata, così la nostra parmigiana non si attacca. Iniziamo a mettere le nostre melanzane, un po' di grana, mettiamo la nostra mozzarella, cerchiamo di metterla uniforme, non solo al centro. Qua. E adesso ci rimettiamo sopra la nostra passata di pomodoro e ripetiamo ancora così per andare via. Stendiamo la nostra melanzana. Wow. Eccoci qua, la mia parmigiana è pronta ed è bellissima, deve essere anche molto buona. Adesso prendo, la vado ad infornare a forno preriscaldato a 200 gradi per una quarantina di minuti e ci vediamo dopo quando farà la sua bella crosticina. Ciao ciao, ciao a tutti! Eccoci qua, nel frattempo mi sono preparata un Aperol Spritz, la mia parmigiana si è cotta molto bene. Aspetto che si raffredda e dopo la mangiamo. Ciao ciao!